come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giudici. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di comunione fraterna. Fammi un favore, nella borsa che avevo vicino c'era il faretto, me lo vai a prendere con la batteria della Sony. Ok, comunque Paolo non mi ha ancora chiamato, Glielo non so dico, se lo sa. Vieni. Ti piace? No, non togliere la carta, te lo trasporto. Ok, ciao, serve anche il faretto. Prendono loro quindi. Sì. Allora qui. Ah, Peppo, se vai alla telecamera di Joe così lo liberi. Grazie. Paolo. Ma non si può prendere lo schiaffo. Perché non abbiamo fatto la messa. Non ha stile. Sì, l'ho mandato alla telecamera. È uno strappo. Chiama Barbie. No, ma cosa c'è? Ci puoi rinfocare. Paolo, ti sento malissimo. L'ho fatto così? Ecco, no, ti ricordi Gabriele faceva. Il primo faceva così. No, e poi aspetta, ci stiamo saltando noi. No, devo destra e destra e destra sì. Quindi destra e
Oh, ma che si rivede? Oh, quella! Guarda che figata! Che figata, me l'ha dato stasera, io ero contentissimo! Non stai facendo la diretta? Sì, Quindi mi sentono? no, in realtà finché Paolo, cioè in teoria su YouTube sì, se qualcuno sta guardando su YouTube sì. Mettete like al canale, mettete pace. Però se no c'è Tanti Paolo in regia follower. che prende questa... Ah, però soltanto la c'è il video. Figo! a 5 secondi di ritardo, per cui io dovrò riprendere soltanto campi larghi oppure gente di schiena. Quindi girati. però è, Figata, cazzo! è una figata. Cioè io l'ho visto visto soltanto su ieri, Instagram queste cose. Sono andato a fare delle riprese ieri per C'è di più, mi è andato questo e quindi dico ciao tutto il tempo a fare così. Ciao Guido. Che figata. Però è un po', cioè, per il cellulare ha un po' di... rimane comunque- quello schifo sulla riga. Sì, se ma poi hai un poi bel anche- telefono è alla anche un fine po' scomodo, l'ho dovuto tenere tutto in mano, sempre in mano così, non sapevo come posarlo. Ma puoi fare, cioè lo puoi girare? L'hai provato? No, totalmente no. Peccato. No, perché ho visto che facevano fare dei giri. Sì, vabbè, sì, Quelli da quelli di fotocamera sicuro. però che sono più grossi, cioè sono molto più grossi, più pesanti. Potrebbe Però- chiamarmi Paolo, ma non mi chiama. Buono. Paolo mi manchi. Oh, non ti sento. Vabbè dai. Cioè c'è Riccia, io riprenderei il Riccia che esce adesso, molto largo. Con i bambini in bianco vicino, cioè sì, meglio di così. Ma qua c'è Paolo che... Però lo chiamo io Paolo Solari è uno dei tanti. perché conosco tantissimi... È occupato, sì, è occupato. Ti lascio Sarà lavorare. telefono con qualcuno. Grazie. Ciao Paolo. Ciao ciao. Tu hai detto che, scusa, che qua sono pochi, no? Non ti ha chiamato? No, ci ho provato io ma era occupato. Ti tengo io, se devi muoverti qua, no? Mi metterò in un angolo da qualche parte. Tanto io. Prendimi di profilo perché vengo meglio, mi raccomando. Va bene.
ancora chiamato. Eccomi, mi senti? Oh, ora ti sento. Chiama Babel. Chiama Babel. Ok. Dove vado secondo te come adesso inizialmente? In qualche angolo? Si sentiva malissimo, adesso si sente male. Niente. Pronto, eccomi. Sì, sono già acceso da quasi un quarto d'ora da quando c'era il Padre Nostro. Vabbè, adesso sono davanti alla chiesa. Paolo, mi sa che stasera c'è più ritardo perché io mi sono mosso subito verso il bar Corallo. Sì.
Stai sul marciapiede così non ti stirano. Sì, mi aveva detto di andare. No, parti di sinistra vuol dire inquadra a sinistra e poi ti sposti. Ok. Sì, poi volevo anche bloccare le macchine. No, non conviene finché c'è lui. Che se eventualmente ti dice parti di sinistra tu... Io sono il pane disceso dal cielo. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai. Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato.
questa è una buona inquadratura. Man mano che arriviamo tutti, ci fermiamo in questo luogo che è una chiesa antica detta della Santa Croce ed è il luogo oggi che ospita anche l'istituto detto Studio e Lavoro, che accoglie alcuni ragazzi che fanno un percorso di crescita, di ricrescita. E allora ascoltiamo un brano di riflessione di Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, che è stato anche citato dal Vescovo nell'omelia. Non ci eravamo messi d'accordo su come Maria c'entra con l'Eucarestia, col portare Gesù.
atteggiamento. Il nostro ripetere il gesto di Cristo nell'ultima cena in adempimento del suo mandato, fate questo in memoria di me, diventa al tempo stesso accoglimento dell'invito di Maria ad obbedirgli senza esitazione, fate quello che vi dirà. Con la premura materna, testimoniata alle nozze di Cana, Maria sembra dirci: non abbiate tentennamenti, fidatevi della parola di mio figlio. Egli che fu capace di cambiare l'acqua in vino è ugualmente capace di fare del pane e del vino il suo corpo e il suo sangue, consegnando in questo mistero ai credenti la memoria viva della sua Pasqua, per farsi in tal modo pane di vita. In certo senso, Maria ha esercitato la sua fede eucaristica prima ancora che l'Eucaristia fosse istituita, per il fatto stesso di aver offerto il suo grembo virginale per l'incarnazione del Verbo di Dio. L'Eucaristia, mentre rinvia alla passione e alla risurrezione, si pone al tempo stesso in continuità con l'incarnazione. Maria concepì nell'Annunciazione il Figlio divino nella verità anche fisica del corpo e del sangue, anticipando in sé ciò che in qualche misura si realizza sacramentalmente in ogni credente che riceve nel segno del pane e del vino il corpo e il sangue del Signore. C'è pertanto un'analogia profonda tra il fiat pronunciato da Maria alle parole dell'angelo e l'amen che ogni fedele pronuncia quando riceve il corpo del Signore. A Maria fu chiesto di credere che colui che ella concepiva per opera dello Spirito Santo era il Figlio di Dio. In continuità con la fede della Vergine, nel mistero eucaristico ci viene chiesto di credere che quello stesso Gesù, Figlio di Dio e Figlio di Maria, si rende presente con l'intero suo essere umano e divino nei segni del pane e del vino. Come prima riprenderemo il cammino con la croce e poi i bambini della prima comunione si cominciano ad avvicinare alla croce, cominciate ad andare.
Tienilo puntato ma cammina indietro. Sì, ok. Scendi dall'incrocio così qua, ci puoi stare per un po'. Non viene tipo un po' male se tipo in questo momento puntando giù c'è il flashone. Vabbè, si guardano su di cazzo, tutto sopra. Ok. Pianti qua così. Proprio qua, ma così lo prendi dritto. Non è bellissimo il campanile di Rubinaro? Sì, l'unica cosa che c'è. Comunque, questo è un anello stappabottiglie. Sì, l'avevo riconosciuto. Sì. Quelli vedi ti devo dire, guarda che ti inquadri quelle e poi pian piano quando te lo dice giri. La faccio così. Sì. Molto fluido, lentamente. Bravo, gira piano, così gira anche lui. Bravo. Stop, così si stabilizza. Non si vede la gira. Conviene andare già lassù adesso. Immagine del sempre da 15. Una così sì. Una in basso. Non la prendo la croce? Sì, ma però ecco così. Per vedere un minimo l'invito su. Blocca tutto nelle più personalizzate. Mettiti lì sopra. Sì. Poi vediamo. Qua magari, guarda queste scale qua in alto. Così, cerca di tenerlo più da lato, un pochettino più in là, così si bilancia un po'. Okay. Dov'è che vieni qua? Dai, guarda. Mettetevi tutti su questi scalini.
se devi tenere la bocca chiusa, non è riuscite a mettervi tutti più vicini qua. Mettetevi tutti qui. Ma ce la faccia a spostarvi tutti più vicini, c'è un buco. Voi due. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Il giovane lascia sedere me, sono vecchio. Ma io non ce la facevo più. Sì, perché per me proviamo a non chiacchierare tra noi, ma a guardare l'Eucaristia che siamo questa sera apposta. Arrivando, la gente venga anche qui davanti, facendo il semicerchio. Venite davanti, mettendovi davanti agli altri, la riempiamo la piazza. Non ammucchiatevi in fondo perché sennò gli ultimi non riescono a venire. Venite davanti. Con pazienza, aspettiamo tutti. Venite ancora avanti, Venite ancora avanti, che per fortuna siamo tanti stasera. Senza paura, anche
quasi davanti. I bambini, voi non guardate che avete davanti, guardate a lato, dove c'è Gesù, anche gli scout, bravi. Giratevi anche, bravi. Ora che siamo arrivati tutti, guardiamo sempre a Gesù e gli proponiamo alcune preghiere. Chi delle varie comunità alla preghiera si avvicina qui dietro di me per proporla. Il sacramento del corpo e del sangue del Signore è culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa, segno di benedizione e di salvezza per il mondo intero. Innalziamo la nostra preghiera unanime, perché da questo grande mistero scaturisca il dono della nostra unità e della pace. Preghiamo dicendo insieme: per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore. Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore. Padre, la forza del tuo amore sappia suscitare in noi forme inedite di condivisione e solidarietà per sostenere chi non ha lavoro o l'ha perso, e ci sproni a impegnarci per far crescere una cultura del lavoro dove sia sconfitta ogni forma di sfruttamento o ricatto, e a collaborare perché diventi sempre di più il fondamento della dignità umana. Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore. Perché la Chiesa, e particolarmente la nostra Chiesa diocesana, sia sempre più consapevole dell'essere corpo di Cristo edificato dallo Spirito e composto di membra vive in comunione di amore, preghiamo. Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore. Signore Gesù, ci hai promesso: sarò con voi tutti i giorni. Fa che tutti gli ammalati e coloro che se ne prendono cura riscoprano il mistero della tua presenza nei giorni del dolore e della sofferenza. Ricevano dallo Spirito Santo la forza per vivere il momento della prova, sostenuti da questa tua promessa che dai fratelli. Preghiamo. Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore. Perché la gioia di una vita donata per la vita del Vangelo
preghiamo. Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore. Signore Gesù, illumina le menti dei governanti e sii la luce per il cammino di ogni uomo, affinché ognuno scelga di operare per il bene comune, la giustizia, la riconciliazione e la pace. Fa che ogni uomo e ogni popolo veda riconosciuti il proprio diritto ad esistere e la propria dignità. Ti preghiamo. Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore. Ora cantiamo il canto Mergo e poi riceveremo la benedizione dell'Eucaristia su noi e sulla nostra città qui dal Monte di Pacetta. Santo Mergo, Sacramento, veneremur cernui, et antiquum documentum, novo generali cui, et fine supplementum, sensum Preghiamo. Guarda, oh Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento, e fa che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima.
benedetta la sua santa e immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ora qui al santuario concludiamo con la Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exulex filii, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, in nos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Eie Gesù, benedictus fructus ventris tui, post hoc exilium nostre. O mia, dulcis Virgo Maria. ora ritorniamo alle nostre case con il cuore peregrinaggio di preghiera, di attenzione all'Eucaristia, ringraziando il Vescovo di essere stato ancora una volta tra noi, tutti i preti della parrocchia, i bimbi della comunione e tutti. Buona serata, buonanotte. Ho detto di prendermi di profilo e niente, c'è la testa dura, sai? Ricevo ordini. Che volevo lanciare? Guarda. Ah, ma siete sì, perché dobbiamo aspettare fuori Antonio. Ciao Maria Luisa. Ciao, mi sono messa a ridere perché ho capito che la posizione pericolosa. Stanno fermando tutti, ma stanno questa parte. Ci vediamo a 6? Ci credi? È bella salita, attendere il capo.
Buonanotte, grazie. Ma io ci andiamo a casa a mezzanotte, ho detto di sì. Ma se andiamo a casa più tardi non ce la faccio. Maria Luisa! Dove siete?